Allora, dalle varie informazioni che ho assunto qui in zona mi portano qui al ristorante La Grotta. Io sono alla Maddalena, ho deciso di prendere il traghetto e venire qui all'isola della Maddalena e tutti quanti, cioè meglio, chiedendo alle persone locali, insomma, tutti mi rimandano alla grotta. In effetti è di lunga data, di lungo corso, aperto nel 1958. Adesso vediamo un pochettino che cosa mi farò consigliare, insomma ce n'è tanta. Quindi, in sostanza vediamo un pochettino come si comporta, è molto elegante, bellino, se c'è posto ovviamente. Vediamo un pochettino. Il locale è elegante, sarebbe interessante conoscerlo anche dentro. Vediamo un pochettino, vediamo. Una bella vetrina di pesce, guardate un pochettino, c'è tanta roba interessante. C'è di tutto, guarda che bestia, bella bestia. Vabbè, anche dentro è molto interessante, molto bellino, quindi anche d'inverno sicuramente si mangia bene, sicuramente ha il suo seguito, molto elegante. Mi hanno trovato il posto, quindi sicuramente riuscirò a mangiare qualcosa. Adesso vediamo un pochettino cosa succede e vi aggiorno. Io ho deciso di optare per la degustazione di antipasti misti e poi probabilmente farò un primo frutti di mare, vediamo un po' come sarà e farò vedere. Eccoci qua, questa è la degustazione di antipasti che viene proposta. Sono le cozze con i fagioli, quindi qui ci divertiamo, diciamo. Qui c'è un calamaro con le cipolle, si sente il profumo della cipolla, servito molto bene, devo dire, molto elegante. Viene il baccalà con la polenta, servito con la polenta, polpo con il pomodoro sempre. Qui abbiamo un'acciuga del Cantabrico con la scarola e poi c'è la bellissima cosa da, mi viene il nome adesso, non mi viene, cavolo, comunque mi ricordo il nome di quella, questa è la? Questa è la morena. Morena, ok, perfetto. Che è una cosa rarissima ormai è diventata. Sì, beh, so. Qui in questa zona è... Grazie. E questo è il primo, i frutti di mare, interessante, ben condito. Diciamo che ci sono arselle, cozze, c'è un gambero e poi va un po' fiutato, insomma, per capire cosa c'è di più. Ci vedo sicuramente anche un po' di seppie. Insomma, interessante, ben condito. Chiudiamo così questo pranzo, non si sta male, dai, devo dire che è un posto azzeccato, ha una lunga tradizione, quindi evidentemente ho scelto il posto giusto per provare un po' di cucina locale in un ristorante non turistico, ecco, quello che conta. E quindi vi saluto dalla grotta, ciao ciao.